Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ci sono, vorrei veramente, capisco che è venerdì sera, ma un attimo sospendere l'isteria quotidiana e vorrei che ci focalizzassimo tutti su un dramma. E di fronte a certi drammi, di fronte all'entità di certe tragedie, anche le differenze politiche più profonde devono venire meno. Bisogna tendere una mano all'avversario in questi casi, bisogna provare un moto d'empatia umana, pre-politica, non c'entrano i differenti, anche lontanissimi posizionamenti, ma oggi alla Camera è andata in scena una denuncia che non ci può lasciare insensibili, non può lasciare insensibile nessuna persona dotata di cuore e di ragione. E la denuncia coraggiosa proviene dalla deputata del Movimento 5 Stelle Valentina D'Orso, che è intervenuta nel dibattito sull'ordine dei lavori. E io adesso faccio un po' fatica a leggere quello che ha detto e insomma spero che la commozione non prenda piede. Vado a riferirvi. Immedesimatevi, provate a soppesare ogni parola e mettetevi nei panni di chi è, come dire, catapultato in questa situazione terribile. Vorrei chiedere, dice l'onorevole D'Orso, di cadenzare delle brevissime pause tecniche ogni tanto. Io non so voi, ma pur alternando le mani, quindi le braccia, risento, visto il ritmo, non ce la faccio, scusate, visto il ritmo convulso delle votazioni, cioè lei alterna le mani e quindi le braccia, ce la mette tutta per non sottoporci questo dramma, però pur alternando il ritmo convulso, perché in quell'aula c'è un ritmo serratissimo, una sorta di taylorismo, no, della politica e non ce la fa, insomma. Ci spiega diffusamente, anche con una cartella clinica, diciamo, perché non ce la fa. La nostra Natalia giustamente non ce la fa neanche lei, ma vorrei che anche tu però un secondo fossi seria di fronte a questo dramma. C'è un risentimento lungo il braccio, addirittura fino alla schiena. Non ce la si fa oggi, è incredibile. E alla cervicale, che accusate anche voi, perché lei sì, non è un'esclusiva sua, insomma, il problema. No, non si riesce a girare questa pillola, è incredibile. Per cui secondo me ogni tanto fermarci e lasciare riposare le braccia sarebbe una cosa buona e giusta. No, io veramente non... è un riso isterico perché di fronte a... Sapete che una reazione comune di fronte alla tragedia è il riso, perché è tale l'impatto dell'evento tragico che ti crea una crisi di riso e quindi mi scuso con gli ascoltatori. E poi qui c'è un'ilarità diffusa, ma vi giuro che è così però. E poi concludo dicendo che io non pensavo che bisognasse fare allenamento fisico per sedere nei banchi del Parlamento, non l'avevano avvisata, ma tutti i più grandi uomini politici che sono passati di lì passavano molte ore in palestra, no? Pensate a Giulio Andreotti. Forse è ora di chiudere, temo questa pillola perché non arriviamo alla fine, però vorrei davvero adesso mandare un saluto all'onorevole Grillina Valentina D'Orso e dirle che insomma valuti la miniera per avere un po' di ristoro. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio avete ascoltato Libera